dopo minimo 5-6 anni finalmente torno a Raffaele dopo aver fatto diverse mostre per l'Italia. Io sin da bambino sono stato preso dall'arte. Ho incominciato a modellare con la creta, poi ho scoperto la tecnica pittorica e quindi dico ai giovani: se siete ispirati, se siete mossi da questo sentimento artistico, non lasciatelo andare, prendetelo in pieno e coltivatelo sempre, perché comunque o si diventa grandi artisti o meno, comunque ciò che guida e dà soddisfazione nella vita. Sono stato assessore molti anni fa, sono tornato nuovamente assessore con Silvio Cuffaro, presidente della biblioteca. Il mio impegno è stato sempre ispirato da una profonda sincerità per servire la gente senza interessi secondari. Possiamo ringraziare al rapporto sincero, amichevole che io ho avuto con tutti e anche il rapporto sincero che ho avuto anche mia moglie con tutti, nel nostro ambiente di lavoro come anche nel nostro ambiente sociale. Quasi settimanalmente la biblioteca si tiene occupata in manifestazioni culturali. Ieri abbiamo avuto la presentazione libro di Carmelo Sardo, oggi abbiamo l'inaugurazione di questa mostra di pittura di Filippo Tarallo. Ci sono manifestazioni quasi settimanali, tant'è che ieri ho dovuto dire a Entalessi: fermiamoci per il mese di luglio e agosto, perché le persone devono anche potersi fare le ferie e quindi evitare di partecipare, di venire da fuori, perché tutte le manifestazioni che organizza Entalessi sono partecipate. Anche se devo dire a fine luglio ci sarà il premio Alessio Di Giovanni, cui tiene tanto, e quindi saremo costretti anche a fine luglio a essere qui presenti per questa bellissima manifestazione. Oggi inizia la festa della Madonna degli Inverni, continua fino a domenica prossima, è un periodo di feste, quindi molti emigrati in questo periodo ritornano, Raffadali si riempie di gente e diventa sempre una grande festa, perché molte persone si ritrovano dopo un anno, perché abbiamo purtroppo, come gli altri paesi siciliani, molti emigrati che ritornano solo per il periodo della festa. Questo è il periodo in cui tutti ritornano a Raffadali.